Gerlando Amato, presidente del Panathlon di Agrigento. Oggi la conclusione di un anno di intensa attività che il Panathlon ha fatto come disseminazione informativa nelle scuole della provincia, i riconoscimenti, insomma un momento importante. Quali sono i valori che il Panathlon ha profuso durante l'anno scolastico nei vari istituti? E sono quelle che il Panathlon professa, che sono l'etica sportiva e il fair play. Il fair play è da manifestare a tutti i livelli, non solo in ambito sportivo ma anche nel corso dei rapporti sociali. Abbiamo avuto la soddisfazione di incontrare quasi 3.000 alunni che hanno recepito questi valori e di questo ne siamo contenti. Sono ulteriormente soddisfatto perché, a parte le autorità locali, abbiamo avuto la rappresentanza del Distretto Italia e anche Eugenio Guglielmino, che è il consigliere internazionale del Panathlon, quindi del Panathlon International. Quindi sono veramente soddisfatto e devo dire che mi sono anche commosso in alcuni momenti della manifestazione, ricordando soprattutto Totò Moncada, che è stato il nostro socio, ma ha fatto tanto per lo sport agrigentino. Progetti per il futuro, la vostra attività istituzionale continuerà e quali saranno i prossimi obiettivi che sicuramente avete già prefissato, Presidente? Sto spingendo il referente della Commissione Inclusione per fare dei progetti per l'inclusione sia a livello di handicap che a livello di ragazzi che vengono accolti qua, che varcano il mare per arrivare qua ad essere accolti da noi. Quindi questo è un altro progetto che faremo subito dopo la conclusione di questo. Gabriella Bruccoleri, asse portante del progetto Panathlon, ha anche ricevuto un riconoscimento per il suo impegno attivo e fattivo nelle scuole durante tutto l'anno. Sono molto felice, emozionata, intanto perché ho ritrovato la pienezza della relazione, una sala qui all'università pienissima, più di 500 ragazzi entusiasti e partecipi, poi perché viviamo la conclusione di un percorso voluto ardentemente dal Panathlon, che crede fortemente nella collaborazione con la scuola per cambiare già da adesso i ragazzi. Il Panathlon non si rivolge agli uomini e alle donne del futuro, si rivolge ai ragazzi e alle ragazze di oggi, perché è convinto che attraverso un impegno di collaborazione tra scuola, esperti, tra scuola e Panathlon possiamo davvero iniziare fin da adesso a cambiare il mondo, partendo dal basso, partendo soprattutto dallo sport, partendo dal fair play. Ecco, che effetto fa essere qui a un rappresentante internazionale di un prestigioso club service come quello del Panathlon ad Agrigento, al consorzio universitario, che vede appunto la presenza di un centinaio di giovani? Il contenitore parla da sé, ma quello che è più importante è il contenuto. Questi giovani che hanno, attraverso la passione, il loro esercizio portato avanti, i principi del fair play, onora sicuramente quelli che sono i nostri ideali panatletici. Tra i nostri ideali c'è far prevalere l'etica dello sport, ma anche il gesto del fair play nella quotidianità. Come ho già detto prima e mi piace ripeterlo, ogni ragazzo dovrebbe adottare un gesto per il fair play, dovrebbe pensare di fare qualcosa per qualcuno, che potrebbe soltanto essere aiutare un compagno a scuola, oppure magari far includere qualcuno che ha problemi di inclusione in un gruppo, far sì di stare assieme, o ancora volare un po' più alto, vedere se c'è qualche amico, compagno con disabilità e accompagnarlo a fare una visita in un museo, a fare una visita a una mostra, al cinema, a teatro. Questo è un gesto di fair play, ognuno adotti un gesto di fair play.